Il Tribunale del Riesame ha respinto in blocco i ricorsi presentati dai magistrati nell'inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro e altri 5 indagati. L'ex presidente della regione siciliana resterà ai domiciliari solo per l'accusa legata al concorso truccato all'ospedale Villa Sofia, mentre cadono le richieste di misure cautelari per le altre contestazioni. A darne notizia sono stati gli avvocati di Benedetto e Montalbano che difendono Totò Cuffaro. Il riesame ha riconfermato l'ordinanza del GIP che aveva già detto no agli arresti domiciliari per la corruzione contestata anche al deputato regionale della Democrazia Cristiana, l'agrigentino Carmelo Pace, all'imprenditore favarese Alessandro Vetro e al direttore del consorzio di bonifica della Sicilia occidentale Giovanni Tomasino. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del PM nei confronti di Vito Raso e ha respinto quello contro Antonio Abbonato. Tutti gli indagati potranno quindi evitare l'aggravamento della loro posizione. Le bocciature per la procura non finiscono qui. Il riesame ha respinto anche la richiesta di sequestro preventivo di 25.000 euro, negando la riqualificazione della vicenda Dusman in corruzione. Per finire ha dichiarato inammissibile l'appello sull'associazione a delinquere. I PM avrebbero voluto estendere gli arresti domiciliari a Cuffaro anche per altre contestazioni. L'associazione a delinquere, attraverso cui l'ex governatore avrebbe gestito posizioni di potere nella sanità, la consegna di denaro all'imprenditore Vetro per favorirlo nell'aggiudicazione di appalti a consorzio di bonifica e la vicenda del concorso dell'Aspi di Siracusa con la complicità del direttore generale Alessandro Caltagirone. Per quest'ultimo episodio ha retto soltanto l'ipotesi del traffico di influenze, contestata di recente a altri 2 indagati, un impianto accusatorio che si sgretola pezzo dopo pezzo, mentre Cuffaro resta confinato tra le mura domestiche solo per il caso degli operatori sociosanitari di Villa Sofia. La Procura dovrà ora decidere se ricorrere in Cassazione o prendere atto della decisione del Tribunale del Riesame.